io lo dico sempre con grande convinzione, non scriveremo mai nella nostra Costituzione, come è in quella italiana, che la sovranità appartiene al popolo, perché una cosa che ti appartiene qualcuno te la può scippare. Noi scriveremo che la sovranità è il popolo, che non appartiene. E quindi quando c'è incertezza tra il diritto e la legge, chi ha l'ultima parola non è un pezzo di carta scritto da chi ha preceduto. L'ultima parola spetta solo alla gente, al popolo sovrano, al popolo veneto. Alzate le bandiere, fatele garrire, che le vedano in consiglio regionale, che capiscano che non stiamo facendo una dimostrazione qualsiasi oggi. Oggi stiamo lavorando per il futuro del Veneto, per la nostra libertà. Come in altre occasioni ho avuto modo di spiegarvi e di raccontarvi, non c'è nessuna possibilità di cambiare la sorte del Veneto andando a trattare con qualcuno a Roma. La sorte del Veneto la risolviamo qui e la risolviamo noi in Veneto con l'indipendenza. Un potere costituito come quello dell'Italia mai potrà diventare un potere costituente per il Veneto. La nostra storia, la gloriosa storia della Serenissima, che da queste sponde dovrebbe emozionarci solo guardando che cosa abbiamo di fronte a noi, è una storia che non è reversibile, è una storia volta soltanto a un ritorno all'indipendenza. Questa è una terra, è un popolo indipendente e sovrano, non può essere un popolo che china ancora la schiena, non può essere un popolo che subisce ancora. Non possiamo permetterci di perdere questa opportunità che la storia ci offre grazie al concorso di tantissime persone che hanno saputo alzare la testa, che hanno saputo individuare la via d'uscita dall'inferno del fallimento d'Italia. Noi non siamo contro la Costituzione italiana, noi riteniamo di avere un progetto che va oltre la Costituzione, perché il nostro, come dico sempre, è un diritto pre-politico, pre-costituzionale, in solida base, in solido collegamento con la legittimità del diritto internazionale. Quindi siamo fieri di essere oggi numerosi in questa splendida cornice di Venezia, alziamo ancora le bandiere perché il Consiglio regionale non scelga di non votare. Oggi deve votare e se non vota deve sentire forte la nostra richiesta, che sarà una richiesta di dimissioni, tutti a casa se non avete il coraggio, la forza di scegliere per la libertà. In fondo non chiediamo loro di essere degli eroi, chiediamo loro semplicemente di consentire ai veneti di esercitare un diritto, il diritto di decidere. Ecco, questa è la forza della nostra azione di oggi. Io vi invito a rimanere tutti fino a che è possibile, fino a che il sole ci dà un po' di luce, perché queste sono ore decisive e credetemi, seppur di passaggio, seppur fugacemente, da quel palazzo guardano a questa riva con inquietudine, perché sanno che il rischio, ripeto, non è quello di un presidente di una repubblica che ormai è a noi estranea, ma il rischio è quello che viene dal popolo sovrano. E allora tutti insieme diciamo: viva San Marco e indipendenza! Indipendenza! Indipendenza!